Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io credo che Grazie a lei. purtroppo archiviata la stagione montana, adesso dobbiamo proiettarci su quello che è la stagione estiva, che vi ricordo rappresenta circa il 50% delle presenze turistiche in Veneto. Di 72 milioni di presenze turistiche, più di 30 vengono fatte nelle spiagge che vanno da Bibione fino a Rosolina. E quindi è un comparto, quello del balneare, che deve essere messo in sicurezza, deve essere messo nelle condizioni di poter aprire con garanzie di continuità, perché credo che la preoccupazione di chi oggi si sta preparando per la stagione estiva sia quella di non poi dover in qualche modo affrontare degli stop and go che sarebbero assolutamente insostenibili dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista organizzativo. Quindi ormai credo che tutti siamo un po' orientati a comprendere che quelle che le tradizionali festività austriache e tedesche, quindi quelle dell'Ascensione, della Pentecoste, del Corpus Domini, che arriveranno verso la fine di maggio, potrebbero essere il vero banco di prova di apertura di una stagione estiva, che deve naturalmente tener conto di quello che succederà poi in giro per il mondo. Insomma, noi fortunatamente di quelle 32 milioni di presenze turistiche un 50% è italiano, ma il 50% arriva dall'area, in particolar modo tedesca e austriaca, e negli ultimi anni ha visto sempre di più altre nazioni utilizzare e vivere le nostre spiagge, i nostri luoghi. Penso alla Russia, penso alla Danimarca, penso all'Olanda, in particolar modo per l'open air, per i campeggi, che sta diventando uno degli elementi distintivi della costa veneziana. Quindi la sensazione qual è oggi? Quella di, almeno qui da noi, pur comprendendo la difficoltà di tutti, perché ci sono tantissime categorie che stanno vivendo questo momento difficile, che da mesi non vedono ristori, o i ristori non sono sufficienti a compensare quelle che sono state le perdite. Però credo che in un momento come questo, in particolar modo per la stagione estiva, bisogna essere consapevoli che forse una settimana in più in un colore che ci permetta di rimanere un po' più attenti a quelli che sono i rapporti e alle relazioni che inevitabilmente poi portano a un aumento dei contagi, è il migliore investimento che possiamo fare per la stagione estiva. Quindi vediamo con piacere che alcuni numeri, pur sapendo che questi giorni sono quelli che un po' tutti quanti prevedevano come punto apicale di questa ondata, e quindi probabilmente speriamo che nel corso della prossima settimana si possano vedere dei dati un po' più confortanti. Ecco, non vorrei che qualcuno si illudesse che la situazione è finita. Io credo che avremo ancora un mese di aprile nel quale dovremo stare estremamente attenti ai comportamenti. Parallelamente speriamo, così come ci dicono un po' tutti quanti, dovrebbero arrivare una quantità importante di vaccini, ed ecco che allora la capacità vaccinale, quindi Addirittura. questa capacità di ampliare i vaccinatori, perché di fatto di questo si tratta, riuscire ad ampliare la possibilità di persone che utilizzino gli strumenti che ci metteranno a disposizione per vaccinare più gente possibile, ci permetterà di affrontare la stagione estiva con maggiore serenità. Rimane naturalmente poi, come dicevo, il resto del mondo, perché magari noi apriamo e la Germania è in una situazione estremamente difficile, o l'Austria è ancora in difficoltà. Quindi è vero che noi dobbiamo essere pronti, cercheremo da questo punto di vista, e so che le associazioni di categoria stanno facendo alcuni progetti di una sorta di vaccinazione tale da, vuol dire, generare questa idea di una spiaggia covid free, quindi alberghi covid free dove il personale è vaccinato, naturalmente questo se avremo i vaccini a disposizione, in maniera di dare tranquillità agli ospiti che decideranno di venire nelle nostre località. Però è un percorso che il mese di aprile dovremo condividere giorno per giorno, day by day, perché credo che oggi nessuno possa fare una previsione di quello che succederà tra 15-20 giorni. Tutti auspichiamo che la situazione vada verso il meglio, che le temperature un po' più calde ci aiutino come l'anno scorso, ma dobbiamo essere consapevoli che è ancora una battaglia lunga da vincere.